appuntamento con Ice Veneto, torna finalmente a trovarci Elena Cantarello. Buongiorno mia cara. Buongiorno. Allora, iniziamo con questa insalata di bulgur. Che cosa mi hai portato? Allora, come ben sai, questo piatto è dominato dalla tendenza dolce, data dal bulgur, quindi dobbiamo giocare un abbinamento per contrapposizione di sensazioni. Perciò io ti ho portato un vino che abbia una buona freschezza, una buona sapidità, una bella agilità di beva e quindi andiamo nel cuore del Soave. Ti ho portato un Montefiorentino Soave classico dell'azienda Carugate. Carugate è un'istituzione, è un'azienda storica. Tra l'altro questa è una zona vitivinicola fortemente vocata. L'azienda si occupa anche di progetti non convenzionali, diciamo così, perché è una fattoria didattica, quindi accoglie le scolaresche che vengono in visita e vogliono magari scoprire i processi produttivi del vino, e poi ha istituito un museo enologico con antichi attrezzi proprio appartenuti alla famiglia Tessari, che è la famiglia che conduce Carugate, ai primi del Novecento, quindi abbiamo anche un'idea degli attrezzi che venivano utilizzati un tempo per fare il vino. E poi si occupa anche di organizzazione di eventi sia privati che per aziende. Qui abbiamo un blend di Garganega e Trebbiano. Il terreno è dominato, come ben sai, dal basalto. Il basalto è una roccia vulcanica, magmatica e fusiva che dà una particolare eleganza, una bella freschezza ai vini. Il colore è un giallo paglierino tenue con dei riflessi leggermente verdolini. Al naso emergono i tipici sentori della Garganega, quindi questa frutta sciroppata, queste belle note di erbe balsamiche. Al palato ha questo bellissimo equilibrio, secondo me è un buon abbinamento perché è un vino contenuto misurato, molto fresco e piacevole con il nostro bulgur. Perfetto, ottima scelta, mi piace davvero tantissimo. Elena, mi raccomando, non andare via perché io adesso ritorno in cucina con Leo.